Tra poco sarà in corso la gara valevole per il campionato nazionale di Serie 1 fra la Rotellistica Scandianese e il Trissino. Diamo ora le formazioni in pista. Per il Trissino, numero 1 Sofia Sanson, numero 2 Maria Boscaro, numero 3 alza il volume. E dove lo provi il volume? Lui. No, ma Ah, là. dovete governarlo da lì. Quando ci sono io ci sono i problemi. Sì. Ah. Vado o non vado? Ma detto che non si sente? Ma no, ma se si è sentito l'eco, secondo me si sente. Infatti volevo togliermi il pensiero, perché dopo che parlo qui non so che farlo. Oggi non so che cazzo devo fare. Si sente? Non ti dicono che... Signore e signori, buonasera, qui dal Pala Regnani di Scandiano, dove sta per andare in onda l'incontro di hockey su pista valevole per la prima giornata del campionato nazionale di Serie 1 tra la squadra di casa della Rotellistica Scandianese e il Trissino. Leggiamo subito le formazioni in pista per il Trissino: numero 1 Sofia Sanson, numero 2 Maria Boscaro, numero 3 Emma Cazzola, numero 6 Alice Sartori, numero 7 Eva Cailotto, numero 8 Laura Rubega, numero 9 Karin Mecenaro, numero 10 Stella Rossato. L'allenatore è Carlo Bertinato. Per quanto riguarda la Rotellistica Scandianese, qui con i numeri siamo un po' più... numero 80 Giorgia Teli, numero 8 Mani Gimeno, numero 6 Anna Berti, numero 4 Valeria Calia, numero 57 Mili Iaccanto, numero 2 De Stefano Alissia, numero 5 Giardina Nicole, numero 24 Pontrelli Alice, numero 3 Ilaria De Francesco, numero 30 Chiara Pisati. L'allenatore è Valeria Calia. Tutto è pronto per l'inizio della partita, le squadre sono schierate al centro della pista e ora veniamo subito ai temi della giornata. Intanto parliamo subito delle novità, ce ne sono tantissime perché il Trissino in pratica debutta in questo campionato di Serie 1
molte di queste ragazze fino alla passata stagione erano a Valdagno, poi entreremo nei dettagli. Per quanto riguarda l'hotellistica scandianese c'è stato il cambio in panchina, non ci sono più io, che sono Massimo Barbieri, relegato ora a telecronista, ma con tanta gioia e passione, perché quella del telecronista è stata la mia prima passione, che è quello poi che mi ha fatto anche iniziare tardi a fare l'allenatore. Dicevo, non ci sono più io che sono al microfono, che sono Massimo Barbieri, e il mio posto è stato preso da Valeria Calia, già colonna di questa squadra e ora sicuramente con un ruolo importantissimo che è quello di allenatore e capitano, soprattutto guida di questa squadra. Intanto le formazioni sono ai preparativi iniziali, il consueto saluto, non le vediamo inquadrate le ragazze della rotellistica, tutte abbracciate fra di loro. E che un po' di novità. C'è Trissino, come abbiamo detto, che prenderà sia le 5 squadre, che si unisce a quelle che sono le 5 squadre del campionato di Serie 1, è rimasto il Valdagno che comunque ha cambiato formazione, non c'è più il Forte dei Marmi poiché di fatto il gruppo è nel blocco, è diventato Viareggio e naturalmente la regina, quella che è la regina, che è il Matera, che ha appena rivinto l'ennesimo titolo, in questo caso la Superitaliana, vincendola ancora una volta contro il Valdagno. Una presenza nelle file del Trissino, non c'è Sofia Bertinato, che salutiamo, sicuramente sarà a seguire la partita, a seguire le sue compagne. Un attacco influenzale proprio all'ultimo momento gli ha impedito di far parte di questa partita. Sofia Bertinato è una delle atlete più rappresentative, più importanti di questa squadra, anche se giovanissima, fa già parte del gruppo della nazionale senior. È sicuramente un'assenza che si farà sentire per le ragazze venete, tra l'altro figlia di quello che è il mister del Trissino, Carlo Bertinato. Vediamo subito quello che è il quintetto del Trissino, con Stella Rossato in porta, e poi Emma Cazzola, Maria Boscaro, Laura Ruega e Alice Sartori. Anche Alice Sartori è un gradito ritorno, dopo aver militato nel Modena fino a 2 stagioni fa aveva lasciato perlomeno l'hockey femminile e ora è qui a dar manforte a questa squadra veneta. Per quanto riguarda la formazione della rotellistica scandianese, dicevamo, le novità sono che oltre all'avvicendamento in panchina fra Barbieri e Calia, non sarà più quella che è stata portiere per 5 anni di questa squadra, la rotellistica scandianese, Greta Ganassi, che ora è diventata portiere nella prima squadra in Serie B della rotellistica scandianese. Il suo posto, anche qui, è un gradito ritorno, quello di Giorgia Teli. E un altro gradito ritorno, quello di Alicia De Stefano, per adesso parte dalla panchina, ma anche lei l'anno scorso faceva parte della formazione del roller Scandiano. Ecco, il roller Scandiano non l'abbiamo nominato prima, è l'altra formazione femminile che dopo aver giocato e preso un po' il posto del ha lasciato quest'anno, ma il campionato si è arricchito comunque della presenza del Trissino. Ora c'è un ritardo sull'inizio della partita, cercheremo fra poco di capire cosa manca, forse la puntualità, perché mancano ancora 3 minuti alle 17 per questo importantissimo incontro. C'è molta curiosità per vedere all'opera questa nuova rotellistica scandianese, un pubblico abbastanza numeroso per questa prima partita. Speriamo che le ragazze in pista sapranno onorare questo evento.
Ora sì, è proprio, infatti l'arbitro guarda l'orologio, siamo proprio all'attesa della totale puntualità di partire esattamente per le ore 17. Naturalmente sarà il Trissino a battere. Intanto qui al mio fianco forse la seconda voce. Intanto inizia la gara con il Trissino che ha subito la palla con Alice Sartori che va al tiro, ribattuto da Anna Berti, che palla. Adesso prima di fare conoscenza di Emanuele Iacono qui al mio fianco, andiamo al quintetto anche della rotellistica scandianese. In porta Giorgia Teli, diciamo nel reparto difensivo, almeno da queste prime battute abbiamo visto questo, Anna Berti con Valeria Calia che, come abbiamo detto, ricopre il ruolo di allenatore e di capitano, e poi le due argentine, Mavi Gimeno, già al terzo anno qui alla rotellistica scandianese, e Emilia Accanto invece, una conferma anche lei, è al secondo anno qui a Scandiano. Allora, Emanuele Iacono, della rotellistica scandianese, stamattina, anzi oggi pomeriggio, poco prima di questa partita, Emanuele, abbiamo vinto il derby in casa con la Roller Scandiana e ora siamo qua a tifare per le ragazze. Sì, è stata davvero una grandissima partita, loro erano sempre molto dinamici e noi quasi non riuscivamo a prenderlo, a riuscire a tenerli, però alla fine con i miei 2 gol siamo riusciti comunque a uscirne vivi. Bravissimo Emanuele, allora complimenti. Attenzione perché intanto qui c'è stato un creato da Alice Sartori, queste prime battute, pochi secondi dall'inizio della partita, 1 minuto e 45, è il Trissino che sta facendo la partita. Vediamo se la formazione della Sasco rotellistica scandianese in maglia gialla riuscirà a prendere le contromisure e a capire qual è l'assetto tecnico del Trissino e vedere di trovare il modo di contrastare queste ragazze che ha parlato prima Emanuele di dinamicità, no? Di una partita under 13 che abbiamo giocato poco fa. Ecco, direi che anche per il Trissino la parola dinamiche sia la parola giusta. Si sa, le venete sono solitamente combattive, agguerrite, ed è sicuramente una loro caratteristica. Riconquista la palla ora la formazione giallo-nera della rotellistica scandianese, Valeria Calia a impostare, palla per Iacanto, continua a entrare pubblico, c'è veramente tantissime persone per vedere questa partita, evidentemente c'è tanto interesse per questa nuova formazione della rotellistica targata Valeria Calia. Un tiro accompagnato da parte di Alice Sartori, riconquista la palla ora Gimeno per Calia, giocano a centrocampo. Molte di queste ragazze giocano anche in Serie B, anzi tutte, perché poi fondamentalmente tutto il gruppo probabilmente più esperto della rotellistica, Valeria Calia, Anna Berti e Chiara Pisati, che in questo momento è l'altro portiere che è in panchina, giocano nelle file della Roller Scandiano, mentre Mari Gimeno e Emilia Accanto a rotazione giocano nella rotellistica scandianese, Alicia De Stefano gioca a Mirandola e perciò, diciamo, tutte hanno occasione di giocare anche con i maschi, oltre che impreziosire questo campionato femminile di Serie A1. Bella finora la partita, attenzione ora un 2 contro 2, Emma Cazzola al tiro e la rete di Emma Cazzola nel 7 alla sinistra di Giorgia Teli, un tiro secco, preciso, quando sono trascorsi 4 minuti e 2 secondi.
e Macazzola per il Trissino fa 1-0. Si era visto fino a questo momento che il Trissino era riuscito a incidere di più sulla partita, anche se in generale la situazione era abbastanza equilibrata. Ora agire con Gimeno, Calia a gestire palla, Berti ancora a centrocampo. È molto ben organizzata la difesa ecco, c'è il tiro da lontano di Mari Gimeno, parato con qualche difficoltà da Rossato, anche se era molto piazzata e pertanto è riuscita a distinguersi molto bene. Ancora un tiro, ancora una grande primo difensore del Trissino. Sembra che la rete siglata dal Trissino abbia svegliato le ragazze di Valeria Calia. Vediamo ora, sì, diciamo che per ora forse non ci sono molte rotazioni, poi in settimana non si è allenata col gruppo Alicia De Stefano e forse anche questa ha contribuito alla scelta di Valeria di lasciarla in panchina dal primo minuto. Attenzione, possibilità ora da Valeria di centrocampo, tiro, ottimo tiro che però esce di allo specchio della Alice Sartori, tiro rasoterra, attenzione, Maria Boscaro raddoppia per il Trissino e giustamente c'è subito un time out, 5 minuti e un secondo, esattamente dopo un minuto esatto dalla prima segnatura arriva la seconda rete. Emanuele, come hai visto la situazione qui? Io ho visto la situazione che loro sono sempre molto intenti a tirare, quindi il Trissino ha provato a fare molti tiri, però alla fine Emma Cazzona e Maria Boscaro è riuscita a segnare, sono riuscite a segnare, perché loro sono molto, anche come ho detto prima, dinamiche, perché loro corrono subito e quindi riescono molto facilmente a fare gol. E per quanto riguarda le nostre ragazze, cosa stai vedendo? Secondo te cos'è che non sta funzionando fino a questo momento, se hai inquadrato la situazione? Secondo me loro fanno pochi tiri e devono cercare anche sempre, come non ho fatto io oggi, di cercare di accompagnare l'avversario, perché se non lo accompagnano qua è finita, ci prendiamo altri gol. Emanuele, piacere, che oggi in pratica ha tentato troppo spesso di anticipare gli avversari e veniva saltato, invece come sta adesso cercando di consigliare alle ragazze, intanto riprende il gioco dopo il 2-0, di consigliare alle ragazze, l'attaccante va comunque oltre che cercare di togliergli palla. Situazione falli 1-1, risultato 2-0 a favore del Trissino dopo 5 minuti di gioco. Le triscinesi hanno subito sorpreso la formazione emiliana di Scandiano. Per ora nelle due formazioni non c'è stato nessun cambio né nelle file della Scandianese né nelle file. Attenzione, entra in area Laura Rubega, sicuramente una delle atlete più importanti di questa formazione. C'è da dire una cosa fondamentale, che le ragazze del Trissino sono tutte ragazze azzurre, che portano la maglia azzurra. Sofia Bertinato, che come abbiamo detto oggi è assente, fa parte della nazionale senior. Alice Sartori ha partecipato a tantissimi europei e mondiali, e tutte le altre sono il blocco importante della nazionale Under 17. Intanto c'è stato ancora un tiro pericolosissimo da parte del Trissino, parato ottimamente da Giorgia Teli. Ancora è il Trissino comunque a far gioco, ricordo che siamo qui nel teatro del Pagnani,
due piste importanti qui a Scandiano, affiancate, dove il 28 e il 29 dicembre verrà disputato il torneo, il consueto ormai torneo internazionale Futura Hockey Camp Cup. Tante le squadre impegnate e guardate, coincidenza, mentre parlo del Futura Hockey Camp Cup, attenzione, intanto seguiamo questa azione, tiro accompagnato di Mari Gimeno, ancora 45 secondi a disposizione, la palla torna dietro per Valeria Caria. Dicevo, queste due squadre parteciperanno entrambe al torneo Futura Hockey Camp Cup insieme a tantissime squadre importantissime del nostro panorama nazionale. Intanto riconquista palla il Trissino, all'inizio c'è un'incertezza ma poi mette una pezza Emma Cazzola, poi serve all'indietro per Maria Boscaro, figlia dell'allenatore Boscaro, sorella di Boscaro, giocatore delle giovanili del Trissino, una famiglia molto impegnata in questa disciplina, così come vengono da una cittadina, Trissino, dove l'hockey è veramente fondamentale. Io credo che si possa tranquillamente dire che in questo momento a Trissino, a livello senior maschile, c'è la formazione più importante d'Italia, anche se l'ultimo scudetto non ha vinto il Forte dei Marmi, ma venivano da aver vinto due scudetti, adesso non vorrei sbagliare perché non mi sono preparato su questo aspetto, però 2 scudetti, 2 Coppa Italia, minimo una Supercoppa e una Coppa dei Campioni, pertanto Trissino al centro dell'hockey italiano e sembra che voglia ora portare avanti la tradizione anche in campo femminile. Comunque una cittadina diciamo che per chi è appassionato di hockey è senz'altro una delle cittadine più importanti del nostro panorama nazionale. Seguiamo di nuovo l'azione, mancano 17 minuti 6 secondi, risultato 2-0 in favore del Trissino grazie alle reti di Emma Cazzola e Maria Boscaro, e i falli invece 2 per il Trissino e 1 per la Sasco Rotteristica Scandianese. Ora Anna Berti anche nella Rotteristica Scandianese, attenzione, Calia dice sì, anche nella Rotteristica Scandianese c'è una atleta che è stata nel giro del nazionale, Anna Berti, è stata per almeno 2 edizioni della nazionale Under 17, ha partecipato al mondiale senior in Argentina per poi uscire nell'ultimo mondiale, forse per scelte un po' più di gruppo, cioè probabilmente il mister ha optato più poco veneto per avere sicuramente un po' più di intesa, però anche Anna noi crediamo meriti sicuramente attenzione e che possa avere ancora le sue possibilità di giocarsi. Intanto un tiro da lontano di Milia Canto, attenzione, c'è un 3 contro 3, Alice Sartori dentro per Laura Rubega, che però non riesce ad andare al tiro. Spinge ancora il Trissino, ancora Emma Cazzola, sicuramente una delle più promettenti atlete che abbiamo nel nostro panorama hockeyistico. Io appena la partita me ne darà un po' la possibilità in un time out, ecco, tra l'altro c'è un time out chiesto dal Trissino, attenzione qui Alice Sartori riceve ma il passaggio gli viene dato un po' troppo dietro, non riesce a seguire bene l'azione. Attenzione il tiro, parata, ma la palla rimane lì, parata ancora da Giorgia Teli. Sì, sicuramente fino a questo momento il Trissino ha legittimato il vantaggio, forse 2-0 è un po' pesante, però attenzione, però io penso che le ragazze giallonere che le conosco bene per aver allenate fino all'anno scorso comunque si stanno distinguendo molto bene. E io credo che ancora ci sia tanto da dire in questa partita, perché ecco adesso è entrata Alicia De Stefano e c'è stato subito un accendersi della partita, però attenzione qui
discussione fra Laura Rubega che continuano, il tiro di Emma Cazzola che finisce fuori. Comunque si è accesa un po' la partita, ha aumentato il ritmo della gara. Ecco, fallo da parte del Trissino, si pareggia la situazione e c'è ora il time out chiesto dal Trissino. Io così sapete un po', in Italia abbiamo avuto anche anni abbastanza fulgidi per quanto riguardava l'hockey femminile, poi si era arrivati 4-5 anni fa che quasi praticamente erano rimaste 2 squadre, ma al di là del numero di squadre quello che era peggiore è che ormai sembrava non ci fosse più essere interesse attorno all'hockey femminile. Negli ultimi anni invece si è ricominciato a lavorare bene, molti e tantissimi settori giovanili sono pieni di ragazzine o bambine che giocano, ora ci vorrà pazienza per colmare. Uguale, solo che stiamo alti. Ascoltiamo intanto il time out, la panchina del Trissino, poi finiamo il discorso. Prima della partita. Vabbè, in attacco viene sempre fuori il blocco laterale con l'entrata, però non è che dobbiamo sempre lanciare la pallina dentro e la portiera gli lascia sempre la pallina davanti alla porta, quindi tiro da distante con una davanti, ribattino. Abbiamo fatto un gol prima, dai Tose, dai. Le parole del mister Bertinati che di andare per attento alla, come si dice in Veneto, come si dice in Emilia, dopo le spinte del portiere cercare di rimandare dentro la palla. Dicevo dell'hockey femminile, sicuramente le società hanno nuovamente iniziato ad avere interesse per quanto riguarda il campo femminile, ci vorrà un po' di pazienza per colmare il buco che era creato, ma sicuramente c'è tanta speranza. Società come il Novara, come Correggio, ma anche qui a Scandiano si sta lavorando tantissimo e non voglio assolutamente dimenticare nessuno. In Veneto tanti stanno lavorando su femminile e ormai tutte le società, si è tolto un po' quello che era il pregiudizio nel mondo femminile e si sta sicuramente ripartendo. È chiaro, le atlete sono ancora molto giovani, ma tempo 2 anni, se si continua a lavorare in questo modo avremo campionati sicuramente completi e non distingueremo più da maschile a femminile. Io uno sport un po' il suo femminile, poi specialmente adesso che va sempre più di moda seguire il mondo femminile nel tennis, nel calcio, non parliamo della pallavolo, che ormai la pallavolo fa numeri impressionanti, perciò l'hockey deve assolutamente darsi da fare affinché l'hockey femminile arrivi al pari dell'hockey maschile, senza prendere quello che succede in Spagna, che addirittura sono più le femmine che maschi. Ma torneremo più tardi sul discorso femminile. Intanto seguiamo questa partita che francamente ha aumentato il ritmo ed è diventata più avvincente. 2-0 il risultato a favore del Trissino, ma la lotteristica scandianese dà segni importanti di ripresa. Qui c'è un errore. Alice Sartori va al tiro accompagnato, spinto, ma viene contratto da Alice De Stefano, che ha avuto un buon impatto sulla partita e sicuramente ha portato la propria squadra a giocarsela bene. Attenzione qui, c'era un'altra partita per Maria Boscaro, ben sventato attenzione, una palla che stava scorrendo. Qui c'è un 3 contro 3, Anna Berti per Mavi Gimeno, mi viene a chiamarle un po' per nome perché, come dicevo, le ho allenate per tutti questi anni, sì, ora nel ruolo di telecronista mi ci devo un po' abituare. Grande occasione, peccato, c'è stata una grande occasione per la lotteristica scandianese e ora attenzione, seguiamo Emma Cazzola, una delle più attive da parte del Trissino, brava la Gimeno, esce ottimamente e qui un bel numero, possibilità. Ricordiamo che ancora Mili accanto non è al 100%, anche se sta giocando molto bene in questa gara, è arrivata da poco dall'Argentina, ha avuto solo 2 settimane per allenarsi, però si sta già distinguendo molto bene e perciò questo è di buon auspicio per la formazione giallo-nera della Sasco Lotteristica Scandianese. Trissino in avanti, 11 minuti alla fine,
finta di tiro da parte della Alice Sartori, che è anche la capitana. Non sappiamo se oggi o se lo sarà per sempre, c'è il dubbio Sofia Bertinato che potrebbe essere capitano di questa formazione. Non ho chiesto questo, comunque oggi sicuramente la capitana della squadra di Trissino è Alice Sartori. Bel numero di... Mi sembra, Manuele, che rispetto alle prime battute ora sia più la rotteristica scandianese che sta facendo la partita e Trissino sta subendo di più le avanzate della formazione femminile di Scandiano. E infatti all'inizio era il contrario, che il Trissino andava sempre verso la porta della rotellistica. Adesso è proprio che, visto che si sono più accese per i 2 gol subiti, quindi hanno iniziato a partire e hanno fatto anche Anna Berti e anche Valeria Calia, che adesso è scesa, è arrivata Sofia Ferrarini e adesso... dice, mi sono sbagliato. Prego. È andato, hanno iniziato sempre ad alzarsi sempre di più, sono riusciti sempre a tirare sempre meglio. Possiamo considerare ancora aperta, sicuramente la prima parte è stata tutta appannaggio delle Trissino, ora è più la Scandianese che si sta facendo pericolosa, ora c'è una punizione alla 3/4 per il Trissino. Attenzione, Laura Rubega al tiro e Berti che riesce a parare. Seguiamo anche questo time out, dovrebbe arrivare il microfono in panchina, sentiamo cosa dice alle sue ragazze. Valeria Calia. Respirate, sta andando meglio, se iniziamo a girare la palla veloce loro vanno in confusione, però ragazzi dobbiamo provare i blocchi. Avete visto, adesso sei arrivata tu e tu in porta, perché avete fatto qua degli scambi e dei blocchi. Usiamo così, se continuiamo a fare i blocchi loro vanno in confusione. Respirate, se non ce la fate giochiamo dietro a porta, ok? Prendete i fianchi, dai ragazzi. Anna, tu là se arrivi in ritardo fai così, fai fallo, se lei cade è blu, ok? Piuttosto spingi nelle gambe, ti giri e l'aspetti così. Dai, forza ragazzi, dai. Sì, Valeria Calia è d'accordo con me, come avete sentito, sicuramente le cose ora stanno andando meglio, purtroppo ho pensato aver aspettato i 2 gol prima di aumentare il ritmo, ma si sa, quando giochi contro le formazioni venete la prima parte è sempre difficilissima perché loro non aspettano mai. Intanto è entrata Eva Cailotto, anche lei nel giro della nazionale Under 17, ha preso il posto di Emma Cazzola, anche lei un'atleta di buon temperamento, di buon valore. Sono tutte atlete giovani, perché anche la più grande di età, Alice Sartori, è comunque un'atleta giovanissima. Attenzione, la rotteristica scandianese, troppo arretrato da parte della Gimeno. Vediamo ora, si lotta sulla balaustra, perde palla Alicia De Stefano. Attenzione, lo scambio nel 2 contro 2 che non va a buon fine da parte del Trissino. Giostrano, occasione, cade, attenzione, qui potrebbe anche fare fallo. Occasione sulla caduta della Boscaro, è successo un po' di tutto, c'è stata una grande occasione con Alicia De Stefano che poi ha tentato, e qui ancora rigore giusto, trattenuta Mari Gimeno mentre tentava di entrare, trattenuta proprio da Maria Boscaro, che infatti è stata sostituita da Carlo Bertinato perché stava passando un momento difficoltoso dopo aver avuto un buon impatto sulla partita. Rigore giusto. Anna Berti alla battuta, Anna Berti contro Stella Rossato, occasione importante per accorciare. Comunque, come abbiamo detto,
era un'altra lotteristica, e infatti intanto ha prodotto questa possibilità su rigore, va la specialista Anna Berti. Accorcia le distanze la lotteristica scandianese e ora il risultato è di 2-1. Quando mancano 8:36 alla termine del primo tempo, come avevamo detto, partita che si riapre, ora il risultato 2-1, e ora vediamo come reagiranno le triscinesi, essendosi rese conto che è un'altra scandianese. Ma comunque fino a questo momento se la sono un po' divisa, sono partite bene le triscinesi e poi stanno giocando alla grande le giocatrici della lotteristica scandianese, con Alicia De Stefano che in questo momento è a far la punta, giostra lei accanto per Anna Berti all'indietro, possibilità di tiro, parte il tiro direttamente va contro Alice Sartori, riconquista palla la formazione triscinese, che forse aveva pensato che la partita potesse essere un po' troppo facile, ma in realtà specialmente quando si tratta di ragazze l'aspetto emotivo è fondamentale, perciò le partite possono cambiare da un momento all'altro, perché tutto dipende da come sono le sensazioni. Almeno questa è nell'esperienza che ho potuto fare io in questi anni. Attenzione, un tiro velenoso di Jimmy 3-2 di fatto. Attenzione, Eva Cailotto va al tiro, Anna Berti cerca di conquistare palla, Eva Cailotto all'indietro, c'è Sartori. Cercano di giocare dietro porta, ma Alice Sartori decide di ricominciare. Tiro dalla distanza di Emma Cazzotti e ora fisica scandianese, sicuramente ordinata, ben quadrata, una bella palla delle ragazze giallonere. Oddio, palla tirata, attenzione, uno contro il portiere, anche qui attenzione, Eva Cailotto per una bella azione. La lotteristica scandianese ha rischiato tantissimo, ma un po' troppo. 6 minuti, 6 secondi al termine del primo tempo, bella partita, 2-1 il risultato a favore del Trissino, ma l'inerzia in questo momento abbastanza dalla parte della lotteristica scandianese. Giocano dietro porta, sicuramente la punta di diamante della scandianese, la Gimeno, un'ottima atleta. Tiro dalla distanza che colpisce direttamente Eva Cailotto. Ora la Rubega, ma è da sola, si ferma, aspetta le compagne. Tiro da distanza, sì, ci sono visti molti tiri, ma tutti vanno a finire contro i difensori avversari. Ancora da centrocampo tiri veramente utili per l'azione o per ingannare il portiere non se ne sono ancora visti. Ricordo che siamo qui dal Pala Regnani di Scandiano a seguire questa gara valevole per la prima giornata del campionato nazionale di Serie 1 femminile. Trissino e squadra gioca fuori casa, e lotteristica scandianese targata Sasco, squadra di casa, una bella partita davanti a un pubblico numeroso. Attenzione, Alice meno, e qui viene agganciato e c'è un fallo di squadra. Ha rischiato qua Mari Gimeno, ma nulla di fatto, e si pareggia il conto dei falli, 3 da parte della lotteristica scandianese e 3 da parte del Trissino. Libera ora l'Anna che lancia a Gimeno,
il taglio e il blocco di Alicia De Stefano, tiro da parte di Anna Berti, ma la palla rimane sulle stecche delle scandianesi. Intanto non ho cambio fra la capitana e allenatrice Valeria Calia, che ha preso il posto di una stanchissima Mili Iacanto, ma continua a essere comunque la scandianese in questo momento a fare gioco ed aver spostato, anche se di poco, il baricentro verso la porta veneta. Ora Gimeno va al tiro velenoso dalla distanza, parato da Stella Rossato, ancora Gimeno che parte da molto lontano, possibilità accompagnato, tiro a segnare il risultato. Finora Manuela le abbiamo interpretate abbastanza giuste, avevamo visto che andava era più dinamico il Trissino, c'è avanti 2-0, migliorando la scandianese e ora siamo a 2. Infatti quello di Gimeno è stato un grandissimo gol, perché lei si è messa lì, ha tirato e è stata davvero, non dico bravi. Il contropiede con Anna Berti, ferma. E Macazzola è autrice. Attenzione, che attenzione della Milanese, bello il tiro, ottimo. 2,57, 2-2 il risultato, 3-3 il contro dei falli. E bella, sicuramente, ma anche entrambe le squadre non hanno la possibilità di molti cambi, pertanto bisognerà vedere anche la tenuta atletica delle due squadre verso la fine, insomma. Tiro Sartori con dei di intanto mi hanno fermato per problemi ancora da Gimeno davanti a Macazzola, tiro rasoterra, continua a spingere la formazione giallo-nera della rotellistica. Sicuramente una bella da parte delle ragazze che forse hanno avuto un impatto un po' all'inizio, l'emozione, ma poi sono sciolte, stanno uscendo nella maniera giusta. Attenzione qui, ancora un rischio, sempre Rubega che si è fatta più volte pericolosa verso e ora parte Alicia De Stefano, ma ha 3 triscinesi davanti. Anna Berti all'indietro, 1 minuto e 23 alla fine, palla sulla stecca della rotellistica scandianese, tiro di Gimeno, toccata dal portiere, 45 secondi ancora, c'è da far girare palla, approfittare del momento, perde palla da ultima Anna Berti e Macazzola in mezzo a 3, ma riesce a tenere ancora palla. Attenzione, il pericolo, numero e Macazzola con un sottogamba, intanto Alicia De Stefano tiene veramente brava l'impatto di Alicia De Stefano sulla palla, ha cambiato tutta la situazione, veramente sta giocando bene, ha fatto un ottimo lavoro, anche Alicia De Stefano insomma ha partecipato. Attenzione, ancora un tiro che finisce comunque a lato. 20 secondi al termine di questo primo tempo interessante fra Trissino e rotellistica scandianese. Rubega con la palla e Macazzola, 10 secondi, va al tiro,
forse c'è l'ultima occasione, ma probabilmente decidono di non giocarla. 2 secondi, palla buttata nell'angolo e finisce qui la prima parte di gara. Una prima parte di gara che le due squadre si sono sicuramente divise. Ha iniziato Emma Cazzola con la prima rete che ha portato in vantaggio il Trissino dopo 4 minuti, il raddoppio di Maria Boschero, ha accorciato le distanze su rigore Anna Berti e poi il tiro beffardo di Gimeno per il 2-2 che chiude la prima parte di gara. Ora ci fermiamo anche noi per questi 10 minuti di pausa, tutto pronto poi per andare a assistere al secondo tempo.
Tutto per l'inizio di questo secondo tempo fra le formazioni di Sasco Rotelistica Scandianese Trissino per la prima giornata del campionato nazionale di Serie A1 femminile. Un primo tempo interessante, equilibrato, è partita prima forte il Trissino che si è portato in vantaggio per 2-0 con le reti di Emma Cazzola e Maria Boscaro, e poi è uscita alla distanza la Rotelistica Scandianese che ha accorciato prima con un rigore di Anna Berti e poi con un tiro a palombella della Gimeno. Partiti, vediamo le formazioni del secondo tempo. Entrambe le squadre secondo me hanno rispettato quelle della prima parte, ma sicuramente intanto c'è un tiro dalla distanza di Boscaro, allora in la Scandianese Giorgia Teli, attenzione ancora, seguiamo l'azione, parata, riesce a fermare il tiro Giorgia Teli che poi si fa anche male, gli è arrivato un tiro sul fianco, così abbiamo il tempo per seguire Giorgia Teli, Anna Berti, Valeria Calia, Mavi Gimeno, Emilia Canto per la Rotelistica Scandianese. Ricordiamo che da questa stagione è mister della Scandianese Valeria Calia e anche il capitano. Per quanto riguarda invece il Trissino, in porta Stella Rossato, e qui c'è un'occasione, intenzione, c'è da sola. C'era una bella occasione per la Rotelistica Scandianese con Mili che si era trovata da solo se gli fosse arrivata quella palla. Allora diciamo Stella Rossato in porta per il Trissino, Maria Boscaro che sta portando sulla sfera, Alice Sartori è capitana del Trissino, Laura Rubega che aveva anche lei, stava per avere un'ottima occasione, e Emma Cazzola, che sono le 5, il quintetto scelto dal mister del Trissino Carlo Bertinato. Non è della partita, l'abbiamo già salutato nel primo tempo e lo facciamo anche adesso, Sofia Bertinato, una delle giocatrici più importanti di questa formazione di Trissino, perché ha subito e ha un attacco influenzale, febbre alta questa mattina, non se l'è sentita di far parte di questa partita. Ora attenzione, gira dietro per Berti, serve all'indietro per Gimeno, dalla distanza la palla finisce a lato. In pratica diciamo che la Rotelistica Scandianese gioca in due situazioni differenti. Quando c'è dentro Valeria Calia sono Valeria e Anna Berti a incaricarsi di seguire di più la parte arretrata, con Mavi Gimeno e Laia Canto che, attenzione, è incursione ancora del Trissino, dicevo, con Laia Canto che di fatto diventa punta come in questo momento, e invece quando Alicia De Stefano entra in pista a mettere il suo raggio d'azione la Gimeno. Attenzione, di nuovo in questo secondo tempo è partito più forte il Trissino, non deve commettere l'errore la Rotelistica che ha fatto nella prima parte di gara di lasciare tutta l'iniziativa alle ragazze in maglia azzurra, perché comunque sono molto, come abbiamo già detto, sono venete, sono agguerrite, non ci stanno, non ti aspettano e poi prendono un buon ritmo e dopo tutto può diventare pericolosa. Anche adesso la Sartori va a mettere pressione alla Iacanto, che comunque riesce a districarsi abbastanza bene la formazione giallo-nera, dietro porta la Iacanto, all'indietro parti, non inquadrata Valeria Calia nella lunetta, ed è per questo che l'arbitro, io almeno credo che sia questo, che l'arbitro che non abbiamo ancora nominato, arbitro è Eugenio Sala, classe 98, sicuramente un emergente di questa categoria, di questa disciplina, tra l'altro è stato anche un mio atleta, insieme, ora non ricordo bene l'anno, mi sembra il 2016, abbiamo vinto quello che
non vorrei ricordare male, l'ultima edizione del campionato Under 20 di hockey su pista prima che diventasse Under 19. Spero di aver detto giusto. A Correggio una bella finale sudata contro il Valdagno ormai qualche anno fa, una bella squadra quella che guidavo io, con Eugenio Sala, Nicolas Barbieri, Davide Nadini, Peter Amy, sicuramente in porta Fabio Errico, sicuramente una formazione di tutto rispetto, ma anche quel Valdagno era fortissimo, che tra l'altro ci batté nel girone e poi vincemmo noi la finale. Ma torniamo su questa partita, risultato sempre 2-2 e c'era davanti la rottellistica. Ora attenzione, ancora Laura che tira Laura Rubega tira da angolata. Ecco, forse quello che abbiamo visto fare adesso da Laura Rubega un pochino finire quelli che sono un po' gli errori nel mondo femminile, no? Un pochino di ingenuità, cioè da quella posizione si dice perlomeno che non si può, sei talmente angolato, il portiere è sul palo, però diciamo che ci provano lo stesso. Sicuramente a livello di esperienza bisogna crescere. Diciamo che di esperienza ne ha da vendere Berta Tarrida del Matera, che ha funzionato un po' nel campionato italiano, il suo ha un po' capire qual è il livello che bisogna raggiungere se si vuole giocare a hockey in un certo modo. E qui c'è stata la parata del portiere e Mili che vantaggio la portieristica scandianese 3-2. Miri accanto dopo esattamente 5 minuti nel secondo tempo, mentre noi parlavamo di Berta Tarrida del Matera, che sicuramente ha rivoluzionato un po' il mondo femminile in Italia, e ho introdotto Berta Tarrida e il Matera perché volevo anche parlare di un atleta che poi ho allenato per tanti anni, che da questa stagione ha deciso di smettere, che è Francesca Maniero, sicuramente una delle atlete più importanti del panorama degli ultimi 7, 8, 9 anni, non vorrei sbagliarmi, non mi sono preparato del tutto, in realtà faccio ancora l'allenatore e oggi ho deciso di tornare a una mia vecchia passione, che è quella delle telecronache, ma non è che ho il foglio e tutte le situazioni. Qui intanto c'è di numero 8, pareggio di Laura Rubega per il 3 pari. Laura Rubega era appena andata in vantaggio la rotellesca schermi sbagliate, basta parlare di Matera, arriva una rete dietro l'altra. Matera è la regina degli ultimi anni del panorama femminile, dicevamo, e tutte le altre stanno provando a correrle dietro. Quest'anno il Matera ha perso Francesca Maniero, che ha deciso proprio di abbandonare in tutto e per tutto l'attività, perciò sarà una grande perdita per il Matera, ma sicuramente per tutto l'hockey italiano. Francesca Maniero interpretava il ruolo un po' suo e come piace a me, la possiamo definire una regista, ha molti anni ha avuto la lacuna di non avere un tiro potentissimo, era migliorata negli ultimi anni, era diventata completa, ma qualcosa l'ha delusa e non si riesce tanto neanche bene a sapere perché. Comunque è molto giovane, è una classe 99, pertanto speriamo che ci ripensi Francesca Maniero e possa tornare al più presto in pista. Intanto noi invece torniamo su questa partita, ancora Rubega sta facendo il bello e il cattivo tempo. Laura Rubega in questa partita, noi della rottellistica scandianese noi della rottellistica scandianese avremmo voluto Laura negli anni scorsi, l'abbiamo cercata e ricercata, ma giustamente lei per motivi scolastici è un'atleta molto giovane e anche per seguire il suo è rimasta triste.
specialmente da quello che vediamo stasera. Diciamo che non ci avevamo visto male, la cerchiamo da quando era ancora più giovane, perché la cercavamo da 2 o 3 anni. A me Laura è sempre piaciuta, anche perché adesso parlo da allenatore e non da telecronista, ogni allenatore ha i suoi gusti, le sue preferenze, e a me piacciono comunque, a me piace il ruolo che gestisce da dietro, cioè a me piace creare le squadre prima partendo da quella posizione lì e poi tutto il resto. Che è moderno, come moderno io sono amico di Alessandro Bertolucci, ho molti contatti con lui, globale che si gioca adesso, insomma è difficile sentire discorsi come quello che ho fatto io adesso, però io continuo a pensare che uno in campo che metta ordine, che faccia il regista, che sia leader, insomma diventa necessario, almeno attenzione, forse qui c'era più che un semplice fallo di squadra. Laura Rubega ha rischiato tantissimo di prendere il blu, ma semplice fallo di squadra. Comunque conviene tornare alla partita. Io prima ho fatto parlare Emanuele Iacono, giocatore della mia formazione Under 13, stamattina, continuo di stamattina, ma è stato oggi pomeriggio, ha giocato insieme a me la partita con il derby di casa qui contro l'Aule Scandiano, abbiamo vinto grazie ragazzi 2-1 e sapete che i derby anche in Under 13 sono sempre molto sentiti. Abbiamo parlato prima con Emanuele che prima sigliamo, intanto sigliamo ormai è dalla stessa posizione, tiro di Anna Berti, parata comunque ad allietare il numeroso pubblico presente. Dicevo, 2 le reti di Emanuele Iacono che abbiamo sentito prima e Sofia Barbieri che sta a femminile, come dicevamo prima anche noi qui a Scandiano stiamo tentando di far crescere sicuramente tante ragazze o ragazzine e sicuramente non abbiamo nessun pregiudizio, per noi l'iscrizione di maschio e di femmina è assolutamente la stessa cosa, anzi quando si iscrive, attenzione per la roteristica scandianese, quando si iscrive una ragazza ci fa sempre molto piacere. E qui dicevo, il portiere dell'Under 13 Sofia Barbieri, la sua è una storia, intanto Sofia Barbieri figlia, ma è una bravissima ragazzina, la prenderei come figlia ma non lo è un caso di omonimia. Non riesco a dare il microfono a Sofia perché la è veramente interessantissima, veloce, ma ci proviamo. Sofia, questa mattina, oggi pomeriggio, bella vittoria contro la Roller Scandiano, le tue impressioni da ragazza che gioca nel mondo maschile? Beh, a me piace molto perché al mini hockey io avevo da scegliere da giocare con i maschi o con le femmine. Io ho scelto con i maschi perché erano più, combattevano di più, così pensavo, ma ora che vedo questa partita direi che secondo me le femmine sono più aggressive dei maschi. Vabbè, lei ne fa una questione di un po' fra maschi e femmine. Io direi che Sofia, io direi che come in tutti gli sport sia bellissima che ci sia una parte maschile e una parte femminile. Forse è bello che nell'hockey maschile o nell'hockey si possa definire sport misto, e vedere queste partite qua femminili faccia comunque molto piacere. Beh, è bellissimo sì, ma sono entrata nell'hockey perché ero piccola, il primo sport che ho fatto era nuoto, non mi piaceva, sono andata avanti, ho fatto uno sport di una mia amica ma non era per me e poi sono entrata nell'hockey. Mi è piaciuto un sacco ed è diventato la mia vita. Una testimonianza di una ragazza che gioca fianco della roteristica scandianese. Intanto riepiloghiamo, mancano 15 minuti, 10 secondi al termine della partita. Il Trissino femminile conduce sulla roteristica scandianese 4-3, 3 le reti di Laura Rubega. Attenzione, ancora la che va a tiro, è infermabile. Dicevamo risultato 4-3 con 3 le reti di Laura Robega e una di Emma Cazzola per il Trissino.
e le 3 reti per quanto riguarda la rotolistica scandianese, Anna Berti, Gimeno e Mili Iacanto, per una partita veramente avvincente che sta divertendo il numero presente. Vediamo dove andrà il nostro microfono e così andiamo a ascoltare il time out. Siamo sulla rotolistica scandianese. Deve chiamare cinculano in 2. Quanti un occhio? Esatto. Occhio, blocco. Iniziamo a capire, perché se diciamo prima occhio, uno sta capendo che sta arrivando il blocco, si può indietreggiare, ma se non diciamo niente all'improvviso va. Mili, stai tranquilla, io ho bisogno di te, ok? Calma ragazzi. Non fa niente che siamo sotto di un gol, pure prima eravamo sotto. Abbiamo recuperato la partita, non è finita. Ok, ritorniamo a giocare come prima. Provate anche a mettervi davanti al portiere. Ok, o 1 o 2. Tu va bene. Se vedi che stanno facendo un passaggio, anticipa. Vai. Sono d'accordissimo con le parole di Valeria, fa bene, lei li conosce bene. Valeria, io ho allenato questa squadra 5 anni, ma dopo un anno è arrivata anche Valeria e insieme, diciamo, siamo stati quelli che hanno portato avanti questo gruppo, le conosce bene. Il problema più grosso spesso che si incontra con queste ragazze è l'emotività, diciamo il cedere. Fa bene a spronarle, fa bene a ricordargli che anche prima la squadra giallo-nera era andata sotto, e poi ho sentito incitare Mili accanto. Sicuramente Mili, come è arrivata tardi, è a corto di preparazione, così come è abbastanza a corto di panchina è la rotolistica scandianese, perché è chiaro che non dobbiamo togliere nulla a chi c'è, ma pensate un po', in panchina abbiamo Ilaria De Francesco, che è la sorella di una bimba che gioca, è la capitana dell'Under 13 di fatto, e che da un po' di mesi ha deciso di giocare a hockey, di lasciare lo sport che stava facendo e di giocare a hockey. Sta facendo passi da gigante ed è già qua nella panchina di Serie 1, però che si è messa i pattini. E poi abbiamo 2 atlete, una Under 17 come Alice Pontrelli e l'altra Under 15 come Nicolina, perciò sicuramente giocare a questi livelli diciamo che ancora non sono pronte. Sono contente di essere in gruppo, noi siamo contenti di regalargli questa, noi come società intendo di regalargli questa soddisfazione di stare in panchina davanti a questo pubblico, però sicuramente ancora per poter dare manforte, per poter giocare ci vorrà ancora un po' di tempo. Dopo aver interpellato Sofia Barbieri torniamo ad Emanuele Iacono, autore di una doppietta, ovviamente me lo sono ricordato nel derby Under 13 roller scandianese. Manuel, la partita rispetto al primo tempo la vedi diversa, la vedi uguale, che cosa vedi? Allora, io vedo il Trissino che spontaneamente dico che è un pochino meno arrabbiato, cioè aggressivo di prima, perché prima andava sempre sulla porta dei gialloneri e sempre tirava e cercava di fare gol. La rotolistica invece, dalle parole che abbiamo sentito prima di Valeria Calia, si è un pochino agguerrita, che cerca anche lei di salire, però il Trissino è molto ostile, quindi le blocca. E il problema è che se loro anche fossero un pochino più scarsine, questa partita la rotolistica l'avrebbe vinta, ma stessa cosa per il Trissino, è identico. Cioè sono come due squadre che sono allo stesso livello, però qualcuno ha una marcia in più, qualche giocatore che riesce sempre a fare gol. Sì, lo stesso livello, con caratteristiche diverse. Allora, mi sembra di poter dire, rispetto al primo tempo, che anzi abbastanza equivalente al primo tempo, che la prima parte rotolistica, cioè Trissino più incisivo, poi mi sembra che le ragazze venete calino un po' di fiato. Io adesso, così come vedevo nel primo tempo, vedo un po'
toniche e le giallo-nere. Attenzione ancora, Sartori qui si rischiava veramente tanto andare sotto le 2 reti in una equilibrata come questo, sarebbe stato veramente, attenzione, un tiro. E qui ascoltiamo il time out, questa volta probabilmente saremo nella panchina di Carlo Bertinato, cerchiamo di individuare dov'è il nostro microfono e poi chiediamo a Sofia Barbieri. Uscire, via. Oh, ascoltatemi adesso. Vabbè, non ci ha visto nessuno. È il time out, posso uscire. Comunque, vi stavo dicendo, ragazzi, ascoltatemi. Oh, continuiamo a giocare così con i blocchi. Va benissimo, Alicia, quello che stai facendo. Oh, spingiamo. Se non riusciamo, torniamo indietro. Giochiamo, non andiamo per forza a cercare il gol. Mancano 12 minuti, ok? Non cerchiamo per forza il gol ora. Dai, forza, Ancora Valeria Calia dal time out a parlare di blocchi. Nel time out precedente si preoccupava dei blocchi che faceva il Trissine, ora chiede anche blocchi per poter andare ed essere più incisivi. 11 minuti 35 secondi al termine della partita, il Trissino conduce 4-3 dopo essere stato in vantaggio 2-0, essere stato raggiunto per 3 e poi aver trovato la forza in poco tempo di ribaltare nuovamente il risultato. Intanto ha chiesto il cambio Mari Gimeno e il suo via. Attenzione ora all'attacco del Trissino. Sofia, dicevamo Sofia Barbieri, giocatrice dell'Under 13 della rotellistica scandianese. Come sta in questa partita? Gli chiedo a Sofia dei portieri perché lei gioca in porta. Quella del Trissino è molto brava, anche se ha preso 3 gol e ne ha presi 2 un po' bruttini, ma comunque è stata brava. E quella della rotellistica Giorgia è molto brava, anche che è entrata quest'anno di nuovo nella rotellistica. C'è la tua allenatrice Chiara Pisani, che effetto ti fa averla là? Mi fa molto piacere di avere un'allenatrice che è molto brava in Serie A, anche se non gioca molto spesso. Sì, infatti è un po' quello che si deve insegnare anche agli atleti giovani, sono le squadre, in ogni partita uno può giocare di più uno in più all'altro, e anche chi passa qualche periodo, una partita in cui non va in pista, comunque diventa. Attenzione, giocando e adesso di Memma Cazzola, penso che sia la terza nel corso della gara. Molti tiri accompagnati comunque abbiamo visto, è importante anche vedere le caratteristiche femminili come sono, come la differenza dai maschi. Ottimo l'idea di Anna Berti se avesse centrato la porta, perché era un tiro fra una selva di gambe. 9 minuti 47 secondi, Trissino che conduce 4-3. Rotellistica scandianese che se la sta giocando veramente alla pari, nonostante una Laura Rubega indiavolata. Sicuramente possiamo dire Laura Rubega per ora migliore in pista delle proprie atlete. Abbiamo detto già in precedenza a Scandiano l'avremmo voluta, abbiamo provato a vedere se fossimo riusciti nell'intento di averla con noi, ha sempre risposto da persona educata qual è, ma ha sempre declinato l'invito, perché chiaramente impegnata a scuola con buoni profitti da quello che posso sapere, e un gruppo di ragazze con le quali stanno crescendo, ha sicuramente voluto continuare a rimanere sempre nella propria squadra. Poi
sappiamo il campanilismo veneto, no? È abbastanza riconosciuto, cioè i veneti e le venete generalmente, se possono, giocano per le proprie squadre o comunque vicino a casa loro. Questa è una caratteristica veneta, non è un luogo comune, penso. Oddio, lasciata totalmente da sola Maria Boscaro in mezzo all'area, grave errore qui da parte della lotteristica scandianese. Attenzione, qui c'era un contropiede che Alicia De Stefano non ha giocato, qui sta correndo qualche rischio un po'. Brava Giovanni in questo caso, partita pallina veramente velenosa che è riuscita a fermare, tentativo di alza e schiaccio da parte. Mi sono fermato un attimo perché stavo cercando di capire se era il portiere senza stecca o se era uno dei giocatori. No, era uno dei giocatori del Trisham che aveva perso palla. Altra bella nella lotteristica scandianese, comunque bella partita fino a questo momento, è veramente pubblico delle grandi occasioni, tanta gente a vedere questa partita. Io non riesco a contarle perché sono alle spalle, ma il palazzetto veramente si presenta con un colpo d'occhio eccezionale. Questo mi fa molto piacere perché, come detto, mi sono battuto, anzi diciamo che ho anche tralasciato una parte della mia carriera. Io sono arrivato a Scandiano da Bassano, il primo anno ho fatto la Serie B, poi la 1 e poi ho deciso di buttarmi totalmente nell'avventura femminile, pertanto 5 anni consecutivi ad allenare la squadra femminile e il primo anno ora sono ripartito dalla Serie B. Naturalmente è Massimo Barbieri che vi parla, cioè forse ho dato per scontato oggi in qualità di telecronista, ma ancora allenatore qui a Scandiano da quest'anno della squadra maschile, esclusivamente della squadra maschile, responsabile tecnico del settore giovanile. Attenzione, tira dalla distanza, tocca la palla a Giorgia Teli, ma la palla fortunatamente è di Anna Berti. Dicevo, mi sono battuto tanto affinché l'hockey femminile diventasse importante e vedere tutto questo pubblico oggi veramente mi riempie di gioia. Brava Laura Rubega, brava Giorgia Teli alla risposta. Attenzione, e qui no, non ci riesce. Laura Rubega ormai stanca, mancano 7 minuti e 28 secondi al termine, partita veramente intensa, partita molto difficile sia da interpretare che da giocare. Entrambe le squadre finora hanno ruotato solo diciamo 5 elementi esterni, perciò possiamo chiamarlo qui difficoltà per Anna Berti, qui non riescono a uscire dalla metà campo le giallo-nere. Attenzione, palla per Maria Alice fra una selva di gambe. Scandianese che ora deve cominciare attenzione, una giocata dal lato come quella fatta in precedenza dalla in mezzo all'area, Mili accanto, si arriva a questa sicuramente è stato qualcosa di difficile da contrastare. Ancora la parata di Giorgia Teli, la palla finisce oltre la rete e niente da fare. Ancora un time out, vediamo se il microfono rimane. No, questa volta ci spostiamo sulla panchina del Trissino e sentiamo Carlo. Manca 7 minuti più o meno. Giochiamo sui 45 secondi, anche se siamo in 2 contro 1, non rischiamo, teniamo la pallina, sono loro che devono fare gol a noi andiamo in contropiede. Vabbè, e in difesa va bene così, occhio in difesa qua, bassa in ultima qua, bisogna avere la stecca per terra e gambe piegate, aggressive sulla paglia, non sull'avversaria, capito? A posto, va bene così Tosè, buono, continuiamo così, va bene, brave. Carlo Bertinato ha visto anche lui quello che poi abbiamo visto anche noi, le sue ragazze partono forte e stanno calando, pertanto gli ha chiesto di giocarsela sui 45 secondi, questo serve a un doppio dire si gioca, ma non
giocarsela sui 45 secondi, che vuol dire anche tenere palla, vuol dire aumentare il grado di concentrazione, vuol dire essere una squadra più compatta, perché è una squadra che continua a giocare per attaccare, è una squadra che deve utilizzare energie nervose e energie momentanee che poi rischi di trovarti scoperto. Una squadra che gioca sui 45 secondi è comunque una squadra che sta compatta, che può ragionare. In questo caso c'è stato attenzione da Laura Rubeni. Il Trissino oggi dovrebbe fare un monumento a Laura, perché veramente ha fatto una partita eccezionale. Attenzione, Anna Berti, possibilità di andare al tiro. Vediamo come interpreterà questi ultimi minuti la lotteristica scandianese. Tiro lento di Mavi Gimeno e vediamo il tipo di palla che farà. E qui la scandianese chiaramente dovrebbe andare un po' in pressione, perché è chiaro che è riuscita comunque a conquistare palla, però è chiaro che si devono immaginare che il Trissino voglia giocare sui 45 secondi, se glielo lasci fare poi il tempo passa, perché è vero che diciamo che l'unico difetto che può avere è la situazione in cui vai a fare possesso palla e le altre non ti attaccano, che rischi un po' di spegnerti e poi anche in quel caso lì puoi commettere un errore. Comunque probabilmente le due squadre sono entrambe stanche, abbiamo detto entrambe le formazioni. Attenzione, tiro di Emma Cazzola, ancora 45 secondi a disposizione del Trissino, anche questo aspetto va tenuto presente, cioè il fatto che si possa rigiocare per altri 45 secondi. In questo la formazione giallonera non intende essere aggressiva, vediamo se Valeria Chiavia chiamerà, e qui c'è un tiro alla distanza, altri 45 secondi. Maria Bosca, l'atleta molto giovane, 4,49 al termine. Trissino conduce 4-3 sulla lotteristica scandianese, una bella partita che ha visto quasi sempre il Trissino in vantaggio, ma anche la scandianese si era portata in vantaggio con Migli accanto con il risultato di 3-2. Palla dietro, si complimenta l'allenatore per l'atteggiamento, questo momento agevolato dal fatto che la scandianese comunque non pressa. E ora è il momento di andare al tiro. Palla ora alla lotteristica scandianese. Vediamo un po' come interpreterà la possibilità di attaccare. Tiro della Gimeno. Attenzione, qui 1 contro 1, sono in 2, 1 contro 2. Laura Rubega, ormai esperta anche se giovanissima, opta per fermarsi. 3 minuti e 58 al termine. Ancora non è aggressivo la rotellistica. Aspetta le triscinesi. Sartori entra in area e segna, e questo è un gol di esperienza. Sartori con molta calma entra in area e mette a segno il 5-3 con una Giorgia Teli in questo caso che è stata un po' sorpresa. 5-3 di Alice Sartori. E qui io voglio interpellare la mia portiera Sofia Barbieri. Come hai visto questo gol, Giorgia? Qui secondo te ha avuto un po' di colpe? Cioè non tantissimo, perché l'ha presa di palo e per me, perché non ho visto, sono dall'altra parte, e è andata col gambale ma non col pattino. Sì, l'ha messa proprio sul palo opposto, una Giorgia che potrebbe essere incolpevole. Intanto qui c'è un infortunio, non riesco a interpretare a chi, ma mi sembra proprio Laura Rubega, che dovrebbe aver sbattuto la fronte per terra, chiede l'intervento dei sanitari. Credo che abbia sbattuto la faccia a terra Laura Rubega. Non sono riuscito, a me non sembrava un infortunio così determinante.
Adesso vediamo l'inquadrata. E allora io intanto che aspettiamo di sapere e speriamo che non sia nulla di grave per la Laura Rubega, tra l'altro oggi miglior giocatrice della partita, interpello ancora Manuele Iacono. Manu, sei riuscito a vedere cosa è successo? Non tanto bene, però credo che, non lo so molto bene, però credo che gli sia arrivata una steccata. Non so da chi, non sono tanto sicura, però mi sembra questa una steccata, da quanto geme. Io non sono proprio riuscito a capire che cosa sia successo a Laura. Vediamo un po', adesso... Ah no, è la gamba, è successo qualche cosa al ginocchio, la gamba. Ah, forse nel cadere... sicuramente ora un'assenza importante, questi ultimi 3 minuti e 31 secondi. Il Trissino dovrà soffrire, perché Laura è stata quella che ha portato avanti sicuramente, insieme all'esperta, alla leader Alice Sartoni. Andiamo sulla 3.34, Laura Rubega fuori e Scandianese che prova a recuperare, ma intanto Alice Sartori adorme la partita, anche se passa la palla in avanti agli Cagliotto, ma non è andata a cercare proprio il contropiede. Ora Maria Boscaro da dietro, parte un taglio diagonale, 2.59 al termine, 5-3. Emma Cazzoli all'indietro per Maria Boscaro, tengono palla, l'indicazione è quella e le ragazze lo fanno con maestria. Emma Cazzola, sì, passano i 5 secondi e la palla alla rotellistica scandianese. Bella partita, avvincente, ha vinto un po' per dare una caratteristica alla gara, ha vinto un po' quella che è l'attitudine a giocare più compatte da parte delle ragazze venete, che è un po', attenzione qui, e qui Cazzola fa veramente risolutivo. 3 contro 2 che non giocano, comunque preferiscono tenere palla. Guardate come atlete giovanissime, comunque già molto esperte comunque. Qui Eva Cagliotto che aveva giocato poco fin qui, tra l'altro non vorrei sbagliarmi, ma cugina di Laura Rubega, ha preso proprio il suo posto dopo l'infortunio di Laura. Sì, stanno le ragazze della rotellistica in questo momento, non so se butta via la palla intanto Eva e riparte la rotellistica scandianese, risultato 5-3 per il Trissino. La Gimeno e Mancazzo e qui contropiede ancora una punizione, no, un fallo di squadra da parte della rotellistica scandianese, si porta a 6. Sasco, rotellistica scandianese 3, Trissino 5, manca un minuto circa alla fine, andiamo ad ascoltare ancora Carlo Bertinato. Non voglio più vedere 3 che attacca 3, voglio vedere 2 e 2, 2 e 2, 2 e 2 e va, che hai fatto bene adesso, porta palla, inverti, tieni e bassala, e una che aiuta, va bene, 2 sempre alti in copertura, non voglio più rischiare, va bene, entonces, ok, dai, 2 minuti manca, 2 minuti.
Finito il time out, gioco che sta riprendendo. Carlo ha avuto parole per Eva, che è giovane, è stato poco nella partita, 1 minuto al termine della gara, e allora vuole soprattutto da lei che sia quella che dà profondità. Qui perde una palla Maria, 3 contro 2, non arriva, tiro, ci prova ancora la Scandianese, conquista palla il Trissino, 44 secondi, il tempo di un'azione. Qui se non pressa la rotelistica, le triscinesi tengono palla fino al termine. Attenzione, bisogna pressare. Ecco, inizia adesso il pressing delle giallonere, 27 secondi al termine, perde palla il Trissino, un 3 contro 2, ma anche in questo caso viene sbagliato, viene tirato sui parastinchi delle avversarie. 15 secondi alla fine, parte un 2 contro 2. Comunque tre secondi alla fine, diciamo gara finita, e vince il Trissino qui a Scandiano nella prima giornata del campionato di Serie A1. Bella partita, tantissimo pubblico sugli spalti, e poi di vantaggio il Trissino con Emma Cazzola, la doppia Maria Boscaro sempre per il Trissino, e poi viene in avanti e si fa pericolosa la rotelistica scandianese con 2 reti, Anna Berti con un perfetto rigore e la Gimeno con un tiro accompagnato. Nel secondo tempo passa in vantaggio la rotelistica scandianese con un bel gol di Emilia Accanto per il 3-2, da lì in poi è tutto Trissino, 3 pari con Laura Rubega, 4-3 ancora Laura Rubega e il 5-3 di Alice Sartori che chiude la partita. La cosa interessante è che è stata una bella gara davanti a un ottimo pubblico, e ora ci prepariamo per le interviste. Io ringrazio tutti quelli che sono stati all'ascolto. Fare telecronache è stata una delle mie prime passioni, e oggi ho avuto di nuovo la possibilità di cimentarmi, e lo farò ancora, farò le telecronache per le ragazze. Massimo Barbieri vi manda un saluto qui dal Pala Regnani, a risentirci, alle prossime. Però non è in diretta l'intervista, giusto?